Quanto è importante per voi oggi aprire il concerto davanti a un pubblico comunque abbastanza numeroso e caloroso come quello di Franco? È una cosa incredibile, nel senso, fate conto, l'ho scoperto meno di 4 giorni fa praticamente, per cui mi sarei immaginato veramente di tutto meno che poter essere qui sopra il palco. Per cui è veramente un'emozione unica, è un passo molto importante e direi anche decisivo finalmente, dopo tanti anni di musica, dopo tanti anni di duro lavoro, siamo arrivati a questo che in realtà ancora non è nulla, ma è un ottimo inizio, ecco, sicuramente. Beh, sì, sicuramente è una cosa importante, anche perché il pubblico, noi siamo abituati a cantare davanti a un pubblico molto più ristretto, molto più piccolo, quindi cantare davanti a un pubblico, portare diciamo la nostra musica davanti a un pubblico così ampio è molto, molto emozionante, come posso dire, oltre ad essere divertente, perché a prescindere noi ci divertiremo da questa esperienza, come andrà, speriamo andrà bene, diciamo così. Tra l'altro preparata in pochissimo la nostra performance, come ha detto lui, in meno di 4 giorni, quindi sì. Poi Franco 126, un artista che io personalmente esatto, seguo tantissimo, è sicuramente un onore. Come è nata la vostra passione per la musica? Da piccoli o nel corso del tempo? Allora, io canto da quando sono piccolo, sì, però ho cominciato a scrivere, diciamo, qualcosa di mio più o meno da 2 anni. Quindi, diciamo, questa, diciamo, passione per scrivere, per portare la mia musica in giro è nata più o meno 2 anni fa, anche se comunque canto da quando sono piccolissimo. Nel mio caso è iniziata un paio di anni fa, indicativamente ho iniziato suonando la chitarra, poi il pianoforte e in un modo o nell'altro ho sentito la necessità anche di accompagnarmi con la voce e da lì poi una serie di cose nascono in modo direi piuttosto naturale, per cui la scrittura, l'arrangiamento di brani, quindi diciamo ho iniziato da questo e ho iniziato a farmi conoscere soprattutto nel contesto scolastico, che è quello poi in cui ci siamo conosciuti, siamo un po' emersi in questa cosa, perlomeno in una piccola cerchia. E come è nata la vostra amicizia e la vostra collaborazione, soprattutto a livello musicale? In cosa vi siete trovati? Allora, devo dire è stato in realtà molto molto casuale perché ci trovavamo essenzialmente ai contest che si facevano a scuola, per cui ci siamo conosciuti lì e nel giro di veramente poco ci siamo ritrovati a suonare insieme in band in quanto servisse per assemblee, per open day, per tutte le organizzazioni scolastiche essenzialmente. Ci siamo ritrovati insieme e lì abbiamo trovato una certa affinità essenzialmente e devo dire che funziona piuttosto bene, per cui siamo contenti di questo. Io personalmente, perché a me è stato diciamo chiesto di trovare qualcuno che mi potesse accompagnare in maniera acustica appunto durante il live e io ho scelto lui perché oltre alla stima, all'amicizia che c'è, io penso che Michele come persona o Carol come artista, diciamo così, per me personalmente a mia conoscenza a Catania è uno dei più, non dico forti, però più versatili di tutti, sia nei generi, negli strumenti, in tutto. Quali sono i vostri progetti futuri? E allora io spero vivamente di poter vivere di questo, nel senso di vivere con la musica, però sicuramente abbiamo, io ad esempio mi sono iscritto all'università, però questo è il mio, diciamo, target principale. Devo dire anche il mio, cioè, come dicevo prima, questo è già un punto di arrivo veramente incredibile, la strada che vorrei proseguire essenzialmente è questa. Dopo la scuola, io ancora non sono diplomato a differenza sua, spero di riuscire a entrare al conservatorio e dunque di conseguire questa strada e vivere di questo essenzialmente, poter essere sempre sopra quei palchi. Cosa c'è invece di Franco che effettivamente volete apprendere in qualche modo, prendendolo sempre come esempio? C'è qualcosa che effettivamente vi piace nello specifico? A maggior ragione perché dicevate è un onore essere qui oggi per lui, quindi... Assolutamente era uno dei miei artisti preferiti già da tempo, per cui indubbiamente la versatilità, il modo in cui scrive, il modo in cui riesce molto a spaziare anche nella sua scrittura, insomma lo rivediamo nel rap, lo rivediamo nel pop, per cui sicuramente la versatilità, il modo in cui riesce a spaziare tra i generi e tra tutto il campo musicale essenzialmente. Allora, io personalmente quello che ammiro di Franco è la penna, perché io guardo molto la penna degli artisti, diciamo, che ascolto di solito, oltre vabbè il genere che mi piace tantissimo, però lui ha una penna particolare, un modo di scrivere, un modo di esprimersi sicuramente particolare e unico nel suo genere, quindi fondamentalmente sì, per questo, oltre al fatto che mi piace tantissimo.